La ferrata che andiamo ad affrontare è la Fiamme Gialle alla Palazzata Alta, che è una montagna del gruppo dolomitico del Civetta Moiazza. Non dobbiamo confonderla però con le Fiamme Gialle, l'altra ferrata che sta invece sulla Croda Grande e porta anche al Bivacco Reali. Partiamo dalla frazione di Bastiani, del paese di Cengeniga Gordino, a 960 metri. Il sentiero inizia subito molto ripido e si inerpica attraverso un bosco. Si arriva poi in un ambiente selvaggio, con un sentiero che passa in una zona piuttosto esposta e inoltre a tratti anche surciolevole, quindi bisogna fare attenzione fino all'attacco della ferrata. Dopo circa un'ora di sentiero arriviamo all'attacco della ferrata a 1300 metri di altitudine circa. La ferrata già qui ci fa capire di che pasta è fatta, sostanzialmente una roccia che ha un buon grip, pochi supporti metallici a parte quelli del cavo e un buon grip, quindi abbastanza arrampicabile, facendo però attenzione alle parti in cui può risultare scivolosa o per l'acqua o per del fango. La ferrata è composta da quattro sezioni che sono ben separate da dei sentieri di collegamento fra una sezione e l'altra. Questa prima parte non è la più difficile, siamo su un secondo grado, 1-2 più, e quindi è un buon momento per iniziare a riscaldarsi per quello che ci aspetterà in seguito. Con un'altra ora siamo giunti alla seconda parte. La seconda parte è un tratto abbastanza semplice, più diciamo un avvicinamento alla terza parte della ferrata e quindi anche abbastanza noioso. Bisogna solo stare attenti a non infangarsi troppo i piedi sulle parti erbose. Inutile ricordare che ovviamente è una roccia che ferisce facilmente, quindi bisogna fare molta attenzione anche solo ad evitare di sfiorarla. Si giunge così al terzo tratto e già come si vede da queste immagini la situazione cambia. Le difficoltà sono maggiori, ci sono diverse placche lisce, l'esposizione aumenta e anche gli appigli sono più difficili da trovare. Bisogna inoltre considerare che la stanchezza per la salita fatta fino a questo punto inizia a farsi sentire, ma non bisogna far calare l'attenzione. Il tratto è comunque arrampicabile e questo permette di stancare meno le braccia, ma ovviamente con le difficoltà e i rischi che sono connessi.
Man mano che ci avviciniamo alla fine del terzo tratto, l'ambiente è sempre più severo ed esposto, però ci mostra un bel panorama su Cengienighe e sul lago del Ghirlo. La quarta ed ultima sezione è la più impegnativa e questo è un problema perché si arriva qui veramente stanchi. È piena di placche, diedri, strapiombi, esposizioni, spigoli e anche il grado dell'arrampicata aumenta a un terzo, terzo più, forse anche un quarto meno. Progrediamo nell'arrampicata con estrema accortezza e soprattutto con tutta calma, anche perché essendo una ferrata così difficile e impegnativa fisicamente è in effetti molto poco frequentata, quindi si può procedere tranquillamente con i propri tempi. Questo tratto è stato il più difficile da arrampicare, sia perché è verticale e si arriva qui abbastanza stanchi, ma anche perché se si osserva c'è uno strapiombo proprio alla fine che anche se piccolo è abbastanza difficile da superare, essendo la roccia anche un po' liscia. E finalmente, piuttosto provati, siamo arrivati alla meta, la palazzata alta a 2255 metri di dislivello. Comunque lo spettacolo del gruppo del Civetta, della Moiazza, nonché le altre vette che circondano Cengienighe, ci ripaga in parte della stanchezza. Per la discesa abbiamo scelto la via più lunga, ma più interessante dal punto di vista naturalistico e inoltre meno impegnativa per le articolazioni. Siamo andati inizialmente in direzione del rifugio Val Soler, ma non l'abbiamo raggiunto e abbiamo girato sulla sinistra per la valle, tenendo sulla destra il Civetta. A quota 1950 si abbandona il sentiero principale che conduce verso il rifugio Tussi e si va verso il bivacco col Mandro che incontreremo a 1844 metri di dislivello.
Qui si ha una bella vista sulla valle del Cordevole e sul lago di Alleghe e poi da qui il rientro ad Anello fino a Bastiani. Abbiamo percorso più di 15 km e più di 1600 metri di dislivello. Vi lascio la traccia del percorso nella descrizione.